Spesso mi chiedono, ma fra i 52 santi coprotettori di Napoli ce n'è uno che si occupa del Napoli Calcio? E io dico no, c'è sta poco fa, del Napoli Calcio si occupa direttamente San Gennaro in persona. San Gennaro protegge la città di Napoli, protegge la squadra del Napoli, pur se San Gennaro in realtà è un santo beneventano, è un santo nato a Benevento e c'è un gustoso aneddoto che vi voglio raccontare. Nel 2017 la squadra del Benevento Calcio arrivò in Serie A e quindi fu possibile quell'anno calcistico avere il primo derby campano Napoli contro Benevento. Beh, ovviamente allora alla partita d'andata la tifoseria beneventana tentò di captare la benevolenza del nostro santo protettore, ovviamente con uno striscione geniale che diceva San Gennà, ricorda da dosinnat. Geniale, veramente geniale, ma la risposta dei tifosi napoletani, che come sapete poi in fatto di striscioni calcistici non hanno nulla da apprendere da nessun altro, fu una risposta altrettanto geniale. I napoletani risposero alla partita di ritorno con uno striscione che diceva "E figlie, sui chi se cresce". Ma visto che parliamo di striscioni calcistici io non posso non fare riferimento allo striscione che nella storia del calcio italiano e forse europeo è ancora oggi considerato, come devo dire, la parola definitiva, la Cassazione. Uno striscione che noi sfoderammo contro la tifoseria scaligera, siamo negli anni '80. Fra Napoli e Verona ci sono sempre state scintille, insomma. Tutto cominciò nell'83, quando un giocatore brasiliano, Dirceu, fu venduto dal Verona a Napoli e cominciarono le schermaglie. Vesuvio lavali col fuoco, Napoli colera, benvenuti in Italia, insomma francamente le cose non andavano bene. Allora la tifoseria napoletana si concentrò ed elaborò lo striscione che ancora oggi è considerato lo striscione insuperato, cioè l'ultima parola in fatto di comunicazione calcistica, ovvero Giulietta è una zoccola. Non c'era più nient'altro da dire, anzi secondo in realtà alcuni storici lo striscione completo diceva Giulietta è una zoccola e Romeo è ricchione, perché poi un napolitano deve sempre mettere la coppa, come sapete. A dire il vero, secondo altri storici, alla partita di ritorno i veronesi tentarono una pallida risposta, ma tu sai, talvolta un sano silenzio sarebbe tanto meglio rispetto a una risposta sbagliata. Si fecero uno striscione che diceva napoletani, figli di Giulietta, ma fu un vero autogol, perché in tal modo non fecero altro che ammettere che Giulietta era una zoccola.